Quali sono stati i tagli più dolorosi della spending, i tagli più dolorosi della spending e come siete riusciti ad ammortizzarli? Ecco, i tagli che più a lei e alla sua compagine amministrativa hanno dato fastidio dover fare. I tagli più dolorosi sono quelli che arrivano con una legge votata ad agosto per il bilancio finanziario di quest'anno. Cioè, nel 2012 noi ad agosto abbiamo saputo, al 14 agosto, che c'era una riduzione dei soldi che spetterebbero alla Regione Veneto e anche la riduzione del tetto del patto di stabilità. È assurdo lavorare in un anno finanziario in corso con una programmazione già in essere nel dover abbassare questi tetti. Alle province e ai comuni questa cifra è arrivata un mese fa, cioè è assurdo, non si può fare finanza pubblica, fare programmazione, erogare servizi al momento piuttosto risicati ma indispensabili con un cambio di appunto volumi finanziari importanti in corsa. È assurdo, non si può amministrare in questa maniera. Quelli più dolorosi sono quelli che soprattutto riguardano il patto di stabilità. Lo diceva prima il Presidente Zaia, il fatto di avere 1 miliardo e 300 milioni in cassa, e siamo tra le 4 regioni che hanno questa situazione, non altre, averli in cassa e non poterli utilizzare. Lombardia, Emilia, Piemonte? No, Lombardia, Emilia e Marche. E avere questa disponibilità non utilizzabile è assurdo. Noi abbiamo provato sia col governo precedente ma anche con questo in maniera mostrando delle dinamiche, delle proiezioni, cioè abbiamo detto non facciamo debito per 2 anni ma lasciaci usare quello che abbiamo, quello che è nostro, quello che ha scritto nel conto Regione Veneto, e non c'è verso. Cosa vi ha risposto il governo? Qual è la giustificazione addotta? Il fatto che non possono fare debito? Il ministro Giarda mi ha dato una bellissima lettera, è una bella idea ma adesso non possiamo farlo. Canzio ha risposto in maniera un po' più diciamo articolata, ma appunto noi in questo momento come cittadini veneti abbiamo 491 euro pro capite da poter spendere, la media nazionale è del 699 euro pro capite, cioè noi siamo 200 euro pro capite in meno rispetto alla media nazionale. C'è qualche regione che arriva a 1400, però appunto non vado a infierire su cose che già sappiamo. È assurdo, cioè io sono un cittadino come quello campano, come quello laziale, perché il cittadino veneto non può avere dalla propria regione 200 euro pro capite in più da poter utilizzare e riversare sul territorio come investimenti e servizi? A questa domanda non hanno saputo rispondermi. Questa cosa nasce purtroppo fotografando nel 2007 un'unica annualità, il 2005, dove c'erano sbalzi anche clamorosi. La mia collega del Piemonte ha 699 euro pro capite da poter spendere perché nel 2005 stavano spendendo per Torino 2006, ma non riesce con la competenza a coprire questo volume finanziario. Abbiamo anche provato a chiedere a Bilardo, uno dei massimi tecnici dirigenti del Ministero dell'Economia e Finanze, facciamo un patto verticale, e anche in questo caso, cioè patto orizzontale, cioè il Piemonte cede al Veneto 200 milioni di spazio finanziario, non di competenza, ma di possibilità di spendere i soldi nostri. Anche in questo caso la risposta è negativa. È assurdo, cioè è impossibile lavorare in questa maniera. Ma che problema ci sarebbe stato a cedere questi 200 milioni al Veneto, se la partita di giro poi era uguale? Perché al governo fa comodo averli come spazio di movimento, e l'abbiamo visto utilizzare ad esempio con i 900 milioni dati alla Sicilia di spazio finanziario a inizio ottobre in piena campagna elettorale siciliana. Un'altra cosa che, permettetemi, come realtà regionale, come Veneto mi sta facendo arrabbiare, l'anno scorso il governo di quelli cattivi andati via prima aveva impostato il fatto che ci fossero dei parametri di virtuosità da poter applicare al sistema regionale e al sistema delle autonomie locali. Come regioni, quindi con 20 regioni, ci siamo messe d'accordo su come applicare questa virtuosità, e naturalmente a noi e ad altre 4 regioni arrivava qualcosa in più da poter spendere. Questo governo l'ha applicato per i comuni, per le province, ha individuato 100 comuni in Italia, ha individuato mi pare una ventina di province in Italia, per le regioni non lo ha applicato. Quindi a una proposta arrivata a luglio
dalle regioni di come ripartire questa virtuosità, è stato detto no. Quindi ancora una volta penalizzando Veneto, Lombardia, Marche e Toscana in questo caso. Ultima domanda, secondo lei c'è un attacco alle regioni? C'è una sorta di... abbiamo parlato molto di comuni e di province, le province, il dibattito è enorme, lo sappiamo, ma secondo lei c'è in questo momento, vogliono mettere le mani nelle regioni, c'è proprio... In questo momento l'attacco alle regioni c'è, è evidentissimo, è stato utilizzato il caso Fiorito come che fossimo tutti dei Fiorito in tutta Italia. Mi permetto di dire che probabilmente ci sono anche brave persone che fanno una discreta attività amministrativa e politica, e il tentativo di modificare a qualche mese dalle elezioni il titolo quinto della Costituzione e rivedere e fare un tagliando assolutamente necessario, assolutamente indispensabile alla modifica costituzionale del 2001, fatta in fretta e furia senza nessun confronto con nessuna autonomia locali, province, regioni e comuni, è assurdo, cioè non si può fare modifica istituzionale così importante in questa maniera. Vi porto un esempio di quello che sta accadendo sulle province, ma per far capire come ci vedono dall'estero. Io a metà ottobre sono andato a una riunione per la macro regione dello spazio alpino a Innsbruck, e quando siamo andati a parlare sul palco i rappresentanti delle regioni italiane, io, Cota, Durwalder, Delay, il presidente della Val d'Aosta, tutti ci lamentavamo di quello che stava avvenendo in Italia. Poi a pranzo tutti gli altri ci hanno chiesto ma che cosa sta capitando in Italia, e ho fatto l'esempio di cosa sta avvenendo per le province, cosa che va assolutamente affrontata, ma ricordo che col Salva Italia c'era una linea di rivedere le deleghe sulle province, era dicembre 2011, a maggio introduzione di una nuova norma per modificare il sistema elettorale delle province, a luglio spendi review con un'altra iniziativa sulle province che va a cambiare ancora le modalità. Tutti questi, quando hanno capito cosa facciamo in Italia, si sono messi a ridere. Non è pensabile di fare riforme istituzionali così importanti in questa maniera. Io porto un piccolo esempio di noi soliti veneti polentoni, di quello che stiamo facendo. Con l'amica Isi sabato scorso siamo andati ad Arquapo Lesine a presentare l'inizio della fusione di 6 comuni che vanno a fondersi. Martedì in giunta abbiamo portato una delibera per fondere 2 comuni del Bellunese, Quero e Fas. Questo perché? Perché a inizio 2012 abbiamo fatto una legge per un riordino delle autonomie locali condivisa con i comuni. Abbiamo iniziato a fare promozione e a spiegare cosa significa fondere i comuni. Qui non accadeva dal 94. Questa è una foresta che cresce, questa non fa rumore. Mi scuso se ho qui lei, direttore, ho mandato un comunicato su questo, sui giornali non appare questo, appare Fiorito, appare altre cose. Cioè c'è qualcuno che sta tentando di fare una buona politica. Peraltro questa legge regionale sta funzionando perché siamo l'unica regione che sta facendo fusioni in questo momento di comuni in Italia, e forse ce n'è un po' bisogno. Quindi fare le cose importanti anche molto incisive dal punto di vista istituzionale è possibile, basta fare un percorso che sia condiviso, convincere le persone e farle partecipi di scelte. Non è possibile calare dall'alto scelte assurde e poi pensare che vengano applicate spingendo un interruttore. Purtroppo in Italia in questo momento si sta facendo gran confusione. Devo dire che la questione dell'aggregazione dei comuni è molto importante. Non è vero che questa è fusione. Fusione dei comuni è molto importante. Un comune unico. Non è vero che non abbiamo mai scritto, ma è vero che non abbiamo scritto nelle forme, nei modi in cui avremo. Allora la prendo in parola, anzi mi prende in parola, faremo un bel servizio molto ampio sulla fusione dei comuni. Anche perché è un tema veramente molto importante e apparentemente laterale. Ci sono sindaci coraggiosi, amministratori coraggiosi, consiglieri comunali che hanno capito la cosa, si trovano il comitato che va a difendere sicuramente la frazione piccola, e invece c'è bisogno di un'informazione corretta per spiegare che ad esempio i 6 comuni del Polesine risparmieranno a bilanci attuali 700.000 euro all'anno che riverseranno in investimenti. Assessore, diciamo che nel problema delle fusioni e delle aggregazioni c'è un problema enorme che va dall'Europa al Veneto, che è quello della poltrona.